quindi un po' di futuro ce l'avete detto, pratico, la squadra partirà e poi magari ci direte che squadra ci sarà, ci sono degli elementi su cui effettivamente la società puntava, e questa è la seconda parte della domanda. Volevo fare una prima parte. Presente, ci sono novità sotto l'aspetto societario? C'è qualcuno che si è fatto avanti per darti una mano, oppure la situazione societaria è rimasta quella del 6 maggio, la vittoria di Chiaro? Io, così siamo arrivati a capire quel che volevo dire quando leggevo e sembrava, non era riferito al discorso tifosi, non mi permetterei mai, in assoluto. Era riferito proprio a questo. Io ho letto, veramente, leggendo e basta, una rassegna stampa uno va in una città e legge, no? Anche per prendersi conto come sono le cose. Se ve lo ricordate, stracordate, quell'altro, i nomi, tutti in quel periodo che va dalla partita, così a dopo, tutti i nomi possibili, tra qualche gente non lo ricorda, ricordate tra questo, tra quest'altro, questo arriva, questo non arriva, questo... Ora è anche vero, se uno doveva rispondere ogni volta, sarebbe stato tutti i giorni una conferenza stampa per andare a smentire, cioè, a oggi, la verità, a oggi, che non c'è nessuna persona che ha fatto un'offerta reale e vera alla società. Al di là dell'offerta, una richiesta di una chiacchierata. Cioè nessuno è venuto qua a dire siamo qua per affrontare il problema societario, io lo sapete, se le cose aperte, tu massimo dialogo. Poi mi trovo a dire ma io me ne vado perché ho i bilanci, perché i debiti, perché ma perché non parlare? Parlano in osteria, poi vedo sui giornali e dicono cretinate. Perché è ora di finirla, questi devono via da Treviso, è ora di finirla, stai sul mare del calcio di Treviso. Ma potevate dirle queste cose? Ma perché tutti i giorni, credimi, io ho letto, tutti i giorni è stata una cosa del genere. Dico, secondo me, vi assicuro che non c'è stata fino a oggi, a questo qui, nessuna persona che seriamente vuol dire, perciò dici io avrei intenzione di comprare la società, mi fa vedere i bilanci, mi fa vedere le cose molto serie, questo vuol dire, cioè non è che vuol dire ma mi hanno detto, ho sentito tizio, cioè vuol dire questo, come qualsiasi persona va a comprare qualcosa. Quindi Bellato non vi ha chiesto di vedere i libri contabili, come lui ha affermato Bellato ha chiesto di vedere i libri contabili. E ha detto che non glieli avete fatto. Posso finire? Posso dire? Che ci ha portato qua per acquistare il calcio solito Pulcetta, quello che voleva far fallire Bologna, e io le faccio vedere i libri contabili del Treviso. Scusa, non ho capito. Ha portato qua una a voce, perché non ufficialmente non lo conosco, Pulcetta, di quello che sta un anno e mezzo fa, 2 anni, stava facendo fallire il Bologna. Massimo Zanetti ha preso il Bologna, se lo ricorda, 2 anni fa. Quello era prima del Zanetti. Quello era il semestre settembre 2011. Di questo, queste sono le offerte, le diciamo proposte, i discorsi che non preoccupate, siamo ricchi, straricchi, abbiamo soldi, viene la Sampdoria, viene l'Inter, cioè non è che ragazzi. Quindi ve la fate la proposta? Ma che proposta? Allora, il signor Bellato ci ha chiesto di vedere i libri contabili. Il signor Bellato, io ho messo a disposizione dei ragionieri negli uffici di Trastino di Firenze, lui è stato giù assieme su questa lista, al suo collaboratore, hanno visto finché si poteva vedere, perché poi a un certo punto uno fa una richiesta ufficiale e allora si apre tutto il resto della contabilità, mi sembra logico. E questo che lui ha detto, la richiesta ufficiale non è. gli avreste negato il resto del più interessante, insomma, del Allora la verità è che dietro le spalle, ufficialmente, lui non ha mai proposto nessuno. Questa è la verità. lui non ha Mai proposto nessuno. Domenica ore 10:30 mi chiama il signor Giuseppe Materazzi, mister papà del Materazzi di Reggio domenica Calabria. Chiedendomi scusa, chiedendomi scusa di quello che è successo in quel periodo là, perché chiaramente con certe figure anche noi ci credevamo che potesse essere veramente
un input importante dal punto di vista sia operativo che economico del calcio televiso, e ci ha chiesto scusa perché ha detto ho sbagliato anch'io, mi sono fidato di persone che purtroppo non sono state persone che poi hanno portato avanti l'impegno preso, tra virgolette. Si riferiva a Capellato o a Reggiani o a... Comunque no? Cioè, secondo me, io penso che cioè non c'è nessunissima preclusione verso nessuno, anzi, no, ma proprio di contare, venga per parlare. Per chiudere, poi tutti questi discorsi che giustamente vanno sui giornali, perché i giornali sono fatti per portare le notizie che arrivano nel pensiero giusto e corretto, hanno messo in difficoltà anche la società, e qua Beppe Cavalini può dirlo, con gli sponsor per esempio, perché chiaramente uno legge e dice cosa sta succedendo, e quindi è tutto, c'è crisi economica, crisi di immagini, crisi di tutti i tipi, poi alla fine succede in 2 giorni c'è qualcuno che lo scrive al campionato, altro che lo si scrive, e questa è la verità di fare, quindi come fondo di fare qualcuno all'orizzonte c'è, no? Scusa? Qualcuno all'orizzonte c'è adesso, no? Di nuovi sponsor, soci che hanno certo, sicuramente, cioè dopo l'ufficialità, dopo la... Adesso che siete iscritti? Adesso E adesso che però vabbè. Quali obiettivi si pone questa società oggi? Quella di lavorare, te lo dico, quella di fare un campionato dignitoso, si parla però di essere una società a posto da un punto di vista di costi, di programmi e di organizzazione. Questo si pone nella società competitiva, perché se non si pone questo e si fa tanti voli, l'indagine non si arriva a nessuna parte, secondo me. Si parlerà ancora con le società che sono date giocatori in prestito, che hanno avuto paura e non ce li hanno dati più. So che delle società che hanno dato a noi giocatori in prestito che sono cresciuti con il Treviso, Allora, per quanto riguarda, sapendo la storia dello così Treviso, rispondo, l'aspetto tecnico, così iniziamo a dirci le cose con molta chiarezza. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, queste domande da domani alla presentazione del mister con tutte le domande all'aspetto tecnico. Non è che cambia dopo domani, ma non è, voglio dire, ma facciamo le cose, le dico, no, secondo me non mi risulta questa cosa. Però volevo dire, se approfondire giustamente trovo corretto, io non... Penso che hai chiarito benissimo quello che è successo in questo periodo. Tra le tante cose che si vociferava era che la scelta di Maurizio fosse stata, tra virgolette, anche spinta da magari un possibile sponsor. È vera questa cosa? Ha un che di credibilità? Maurizzi, e poi pure potevo Mauro Carli, sicuramente Maurizzi a genere è stato scelto su un progetto di valorizzazione dei giovani, perché noi abbiamo anche, lo sapete, prestato un discorso socio-giovanile molto importante, di valorizzazione dei giovani nostri e anche magari di qualche società amica che si può dare in comunità o varie formule, perché un allenatore, dall'aspetto tecnico e di preparazione dell'allenatore atleta che sposa un certo tipo di progetto. Poi chiaramente come sono tutte le cose sono i fatti che possono confermare o dire queste cose. Per l'obiettivo della società calcio televiso della prima squadra è proprio iniziare questo percorso per consolidare il gruppo di giocatori di un certo livello tecnico, per, non dico ambire, insomma pensare a qualcosa che sia più consono alla città di Treviso. Che è la domanda che ti ho fatto prima al telefono. È chiaro che molto dipenderà anche a livello societario da quello che sarà la Lega Pro di quest'anno, perché sicuramente è evidente questo che ci fossero le retrocessioni c'è un tipo di pressione, chiamiamola così, senza le retrocessioni c'è un altro tipo di pressione. Abbiamo ancora com'è il girone. Insomma, viste le iscrizioni ne sono state 33, quindi insomma si va verso. Oggi 16 luglio avete debiti da qualche parte? Allora, non dimmi che ti danno tutti perché lo so già, ma avete debiti voi? Avete anche voi debiti? È il FC Treviso. Anche voi avete debiti? A che livello diciamo? sì, ma si parla di debiti commerciali o debiti di tipo? Allora, i debiti con la Lega, i calciatori, gli stipendi sono dire. Gente che avanza soldi da voi. Sul commerciale sono sui saldi, sulle date concordate sono
sono dei passaggi naturali, ma sono Sono sostenibili, nel senso, non voglio pagare le cifre, però se abbiamo fatto servizio per 100.000 euro per la fideiussione, penso che siano meno di quelle salari. siete ridotti all'ultimo minuto, però cioè, che questo insegna un discorso. Ci può Là si sapere entra in un'altra. in una versione ufficiale che cosa è successo, perché insomma quando ci siamo sentiti verso la fine di giugno, Il 29 giugno, da se più vogliamo essere. parti c'era tranquillità, non c'era nessun tipo di problema. Poi il mercoledì ci siamo sentiti qui dal telefono e televiso escluso, siamo rimasti un po' tutti sorpresi. Che cosa è successo? Allora, Si può sapere? sì, anche perché c'è una denuncia in corso da parte della Arias Bank, della banca, quindi fra qualche mese si saprà qualcosa in merito a questi signori. Comunque la verità è la sola, che il virus era affidato a Europa e come anche società, che oggi è una cosa normale. Anche il Como, certo. Sì, anche il Como, sì. Como, Casale, con una cosa normale, sembra, ma lo dico però non so io qua a dire se è vero o no i dati di poi della verità, che un ex dipendente di questo istituto abbia avuto i dati di questa società, ha girato tutti chiamando le società il 28, sbaglio, il 28 di giugno, anzi, aspetta, il 25 giugno ci ha mandato l'email con la bozza della fiduzione che Leandro puntualmente ha dato in Lega. In Lega è stata vista, confermata che è tutto regolare e per lui era tutto tranquillo. Il 28 di giugno doveva essere chiaramente una volta registrata, consegnata alla società, come tutte le fiduzioni. Succede che il pomeriggio del 28 di giugno vengono qua questi signori, ma con una fiduzione che non era stata registrata. Chiaramente l'abbiamo alzato le antenne, soltanto che a Roma, perché questa è la sede di Roma che vedeva queste fiduzioni, l'istituto il 29 con questo famoso San Pietro e Paolo è festivo. Poi sabato e domenica, poi insomma, sai la storia. Ma ripeto, è sempre un errore, ovviamente un errore nostro. Ok? Noi ho detto Roma è venuta a Milano come L'unica cosa che abbiamo rispetto alle altre società siamo riusciti a non fare la fiduzione dopo. La società l'hanno pagata, adesso non so come andare via. Questa è la verità del fatto. Però poi questo ha preso un percorso tutto suo che. Quindi poi avete dovuto cercare di un altro istituto Però ormai è 9 luglio